Sul lavoro a San Vito al Tagliamento, un operaio di 37 anni è rimasto schiacciato dal suo muletto. Il cordoglio delle istituzioni e dei sindacati. Federica avvicina la famiglia a coltivare la cultura della sicurezza sul lavoro. Chiede Bitcoin per non svelare l'attività di modella su un sito erotico. Cyber ricatto a svelarlo, la stessa vittima che ha denunciato il ricattatore alla Polizia Postale di Gorizia. Comincia con l'inaugurazione del Bistrò Le Fucine, il maxi progetto della Danieli per la riqualificazione dell'area intorno all'ex stazione di servizio disegnata da Marcello D'Olivo, progetto da 10 milioni. Ripercorrerà il viaggio compiuto 100 anni fa, il treno della memoria che portò il milite ignoto da Aquileia a Roma, e la città patriarcale si prepara alle cerimonie per lo storico evento. Elio Brusamento è partito nel 2019 per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi tuberosa. Prima del Covid ho trovato accoglienza e solidarietà, poi tante porte chiuse in faccia. A tutti voi ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Nella nostra regione c'è una nuova vittima sul lavoro. Si tratta di un 38enne di Fiume Veneto, morto dopo essere rimasto schiacciato dal muletto che stava conducendo. La tragedia si è verificata in un'azienda che si occupa di lavorazioni in alluminio a San Vito al Tagliamento. Tragedia alla Noxidal di San Vito al Tagliamento nella zona industriale di Ponte Rosso questa mattina, dove intorno alle 9:30 è scattato l'allarme per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un uomo di 38 anni di Fiume Veneto. L'operaio stava movimentando materiali utilizzando un muletto quando, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria, si è ribaltato rimanendo schiacciato nella parte alta del corpo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e i soccorsi sono stati immediati con l'invio di un'ambulanza e dell'elicottero sanitario. L'uomo purtroppo è morto poco dopo essere stato accolto in ospedale a San Vito, dove è giunto con l'auto lettiga. L'area dove si è verificato l'infortunio mortale è stata posta sotto sequestro. Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della compagnia di Pordenone. Il 38enne lascia nel dolore la moglie e 2 bambini piccoli, oltre a tanti colleghi e amici. Ed è attonita la comunità di Fiume Veneto per la tragica scomparsa del proprio concittadino. La famiglia Celant è molto conosciuta in paese. Il padre della vittima è presidente della Proloco. La vittima, come detto, lascia la moglie e 2 bambini. La comunità si stringe davvero attorno alla famiglia, una famiglia conosciuta, molto conosciuta nella comunità, soprattutto nella frazione di Pescincanna, una famiglia che si è sempre spesa e si spende per la comunità. Non ci sono molte parole per dimostrare la vicinanza, se non proprio con l'affetto di cui questa comunità è capace. È una tragedia che non siamo neppure in grado di commentare. Ecco, il papà tra l'altro è il presidente della Proloco di Pescincanna. Sì, il papà Silvano, il presidente, è stato anche dipendente comunale per tantissimi anni, è andato in pensione da poco, delle persone che davvero hanno la comunità nell'anima e quindi sono molto conosciute e apprezzate per quello che fanno per tutti. La moglie e 2 figli piccoli lascia Sì, quest'uomo. sì, quello che possiamo augurare a questa famiglia è davvero di trovare, non so come e non so dove, perché sono tragedie che non si possono neppure immaginare, la forza di poter andare avanti anche per questi bambini. Questo è quello che ci auguriamo, noi faremo sicuramente la nostra parte. Cordoglio unanime del mondo della politica e dei sindacati per la tragica scomparsa di Marco Celant, vittima dell'infortunio sul lavoro. Il presidente Federica ha espresso condoglianze e vicinanza alla famiglia da parte di tutta l'amministrazione regionale. L'impegno di tutti deve essere massimo per scongiurare che disgrazie di questa portata
non si debbano più ripetere, ha affermato il governatore. I 2000 nuovi ispettori che arriveranno all'INAIL sono il primo passo di una nuova attenzione che deve coinvolgere tutti i soggetti coinvolti, ha aggiunto la Presidente del gruppo PD alla Camera, Serracchiani. Proprio per contrastare altri morti bianchi, il Movimento 5 Stelle regionale ha chiesto di portare il tema al centro dell'agenda politica del Consiglio regionale, invitando i colleghi di maggioranza a trovare le risorse necessarie per rafforzare l'azione di prevenzione. Serve moltiplicare i presidi in tutti i luoghi di lavoro e garantire formazione continua, ha sottolineato la CGIL di Pordenone, invocando sanzioni per le imprese che non applicano le procedure e le norme previste. Il sindacato inoltre ha anticipato che chiederà a Confindustria un incontro urgente da tenere insieme a CISL e UIL per completare il confronto già avviato sulla sicurezza sul lavoro. Solo pochi giorni fa c'era stato un incontro sul tema a Tricesimo. Ha tentato di estorcere 38.000 euro ad una donna per mantenere il silenzio sull'attività di modella che svolgeva per un sito erotico. Lei non si è fatta intimorire e ha denunciato l'accaduto alla Polizia Postale di Gorizia. Denunciato a piede libero un uomo di 37 anni residente a Trieste, responsabile di un tentativo di estorsione ai danni di una giovane donna. La vittima si era rivolta alla Polizia Postale di Gorizia dopo aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto che le intimava minacciosamente il pagamento di 2 bitcoin corrispondenti a circa 38.000 euro per mantenere il silenzio sulla sua attività di modella che svolgeva su un sito erotico. Non lasciandosi intimorire dal cyber ricatto, la donna ha permesso così agli investigatori di svolgere le indagini informatiche necessarie a ricostruire l'identità e localizzare l'estorsore e a perquisire i suoi sistemi informatici. È stato trovato il profilo utilizzato per inoltrare il messaggio estorsivo, ma anche il wallet, portafoglio Bitcoin con il quale avrebbe incassato il denaro, occultando la propria identità. L'aumento dell'uso delle piattaforme virtuali di intrattenimento a sfondo erotico intensifica i rischi di abuso da parte di malintenzionati. La Polizia Postale invita quindi a denunciare ogni tentativo di estorsione. Siamo al capitolo dedicato al Covid, sono 19 oggi in Friuli Venezia Giulia i nuovi contagi registrati su 6.097 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici effettuati. Si registra anche un decesso e i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 5, quelli negli altri reparti scendono a 36, calano anche le persone in isolamento, sono 4.801. E da oggi a sabato nel centro vaccinale di Manzano saranno vaccinate tra le 4.000 e le 4.500 persone. Stiamo raggiungendo la capacità di vaccinazione che avevamo programmato attraverso gli hub, commenta il vicepresidente della regione Riccardi. Sentiamolo. Una previsione di 4.500 persone con diverse tipologie di vaccini e anche di diverse categorie d'età. Questa sarà anche la settimana nella quale apriamo praticamente a tutte le fasce vaccinabili, quindi è una settimana importante e sono numeri importanti anche per quest'area che oggi ha un centro vaccinale a sua disposizione, quindi un altro obiettivo centrato che ci deve far proseguire nel lavoro importante che abbiamo fatto fino ad oggi, che ci consente di dire di aver vaccinato insomma, molte persone. Aspettiamo nel corso della settimana l'esito delle adesioni che ci può portare ad un risultato importante sul quale non dobbiamo fermarci, dobbiamo proseguire, quindi credo che la prossima tappa sarà cominciare a entrare nella prossimità, quindi andare incontro alle persone facendo venire meno quelle che è il grande sforzo degli hub che stanno raggiungendo la capacità di vaccinazione di massa che avevamo programmato. Questa esperienza purtroppo non è finita, fortunatamente riusciamo ad avere, grazie al lavoro di tanti, condizioni per ritornare verso una vita normale. Per fare questo dobbiamo intanto continuare a mantenere quelle precauzioni che abbiamo imparato nel corso di questo anno e mezzo e soprattutto fare il lavoro che porta le persone che ancora non hanno deciso, e ce n'è diverse, a vaccinarsi, perché questo è l'altro grande pilastro di tutto questo grande lavoro che insieme stiamo facendo.
Oggi, tramite i propri legali, Amato De Monte afferma di essere oggetto di una campagna diffamatoria in merito al suo nuovo incarico a capo della Sores. Ma sempre oggi il Sindacato Nazionale degli Anestesisti e Rianimatori esprime contrarietà sulle procedure seguite per la nomina, ma anche sconcerto per le dichiarazioni del professionista sulla vaccinazione. Una campagna diffamatoria contro di me. Così Amato De Monte definisce le polemiche che lo riguardano dopo la nomina a capo della Sores, la struttura operativa regionale di emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia. E nel giorno stesso in cui il dirigente assume il nuovo incarico, l'organizzazione sindacale nazionale dei medici di anestesia e rianimazione scrive a Fedriga e a Riccardi per chiarire la propria posizione sulla vicenda e per sottolineare di condividere le osservazioni del presidente della sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, Alberto Peratoner, in occasione della Commissione Sanità del 4 maggio. Tutto nasce dalle polemiche legate alla procedura per la nomina di De Monte e al fatto che ancora non si sarebbe vaccinato contro il Covid. Gli avvocati del medico, Giorgia Tripoli ed Elena Feresin, hanno fatto sapere che il proprio assistito ha già dato mandato per l'avvio delle azioni legali a tutela della propria immagine a seguito della campagna diffamatoria in atto dei suoi confronti, sia per quanto attiene la sfera professionale che personale. Quanto al Consiglio Direttivo Nazionale della ROI-EMAC, l'organizzazione degli anestesisti, nella PEC inviata ai vertici della Regione si evidenziano 3 punti. Il primo è la condivisione di quanto affermato da Peratoner in audizione davanti alla Commissione Sanità. Il secondo è la netta contrarietà alle procedure seguite per la nomina, con la sospensione del concorso pubblico. Il terzo riguarda lo sconcerto per le presunte dichiarazioni di De Monte in merito al fatto che non si sarebbe ancora vaccinato perché in attesa di un altro vaccino. Un messaggio pericolosissimo per gli operatori sanitari ancora dubbiosi e per la popolazione in toto, conclude l'organizzazione. Torniamo a parlare di ripartenza e di zona bianca. Non c'è nessuna ragione per applicare il limite delle 4 persone sedute allo stesso tavolo in bar e ristoranti del Friuli Venezia Giulia. È il messaggio che Confartigianato Udine sta diffondendo alle proprie imprese associate dopo che in giornata è circolata la voce, ripresa dalla stampa nazionale, che nelle attività dei servizi di ristorazione il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Il riferimento, spiega Luca Nardone di Confartigianato Udine, è ad una fantomatica nota o comunicazione del Ministero della Salute, dove si spiegherebbe che il limite resta sia nelle zone gialle che in quelle bianche. La misura delle 4 persone per tavolo, prosegue Nardone, viene esplicitata nell'articolo 27 del DPCM del 2 maggio scorso, che si applica però solo nelle zone gialle. Per Confartigianato si tratterebbe insomma di una fake news o quantomeno di una notizia ambigua. Gli uffici di Udine hanno fatto tutte le verifiche del caso senza trovare alcun documento ufficiale con un chiaro riferimento giuridico. Pare, prosegue Nardone, che si tratti di voci di corridoio circolate al Ministero, ma non c'è nulla di ufficiale. Per questo, conclude, diciamo alle nostre imprese che non c'è ragione di applicare questa misura. Bisogna essere prudenti nella gestione dei locali e della clientela, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro e la capienza massima, ma non c'è uno specifico limite sul numero dei commensali, almeno fino a prova contraria. E intanto fervono i preparativi per il primo concerto live in Italia. Si terrà all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro giovedì 3 giugno con l'apertura del tour di Emma Marrone. Contenti che la musica riparta da Lignano Sabbiadoro, che è una città che negli ultimi anni ha investito e puntato molto sul connubio tra la musica e il turismo, e quindi siamo molto felici di regalare questo concerto a Lignano, il primo concerto di una lunga stagione, perché Notti in Arena, che comincia il 3 giugno, allieterà le serate dei lignanesi e dei turisti fino a metà settembre. Alcuni nomi sono già stati annunciati, altri li annunceremo nei prossimi giorni. Speriamo bene, un bel inizio, siamo molto contenti e felici di ripartire. Grazie all'ingresso in zona bianca è ovviamente sparito il coprifuoco e anche la capienza. Siamo riusciti ad avere una deroga sopra i 1000 previsti, quindi avremo 1200 persone che potranno accedere, quindi questo è anche un invito a chi volesse venire a vedere questo concerto. Ci saranno nelle prossime ore altri biglietti messi in vendita e quindi speriamo di potervi accogliere tutti. Ovviamente
Siamo i primi a ricordare che l'emergenza non è ancora finita, che stiamo entrando, si spera, nella nostra una fase migliore, però le distanze devono essere mantenute, la mascherina deve essere mantenuta, gli controlli della temperatura verranno fatti, in modo che tutti siano contenti di venire a vedere una serata di musica nella massima sicurezza. Sono entrate potenzialmente in funzione da oggi a Udine le pistole a impulsi elettrici, delle quali la polizia locale potrà disporre come strumento di autodifesa. La sperimentazione con questi dispositivi si protrarrà per 6 mesi, al termine dei quali l'amministrazione comunale deciderà se adottarli in maniera definitiva o meno. Primo giorno oggi a Udine dell'utilizzo in via sperimentale del taser, pistola a impulsi elettrici, quale strumento di autodifesa per la polizia locale. La sperimentazione prevista dagli ex ministri Minniti per le forze dell'ordine e Salvini, che l'aveva estesa anche alla polizia locale, era stata deliberata dal Consiglio Comunale di Udine nel 2020, primo comune in regione ad aver aderito a questa opportunità. Attualmente sono 2 i taser utilizzati sul territorio da operatori che hanno seguito un'approfondita formazione. Tra 6 mesi l'amministrazione comunale deciderà se dotare definitivamente gli agenti di questo strumento che, secondo l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, rappresenta il futuro per le forze di polizia, così come avviene in diversi paesi del mondo, in quanto, a differenza della pistola, è in grado di difendere l'operatore senza il rischio di uccidere qualcuno. Chi utilizza il taser, continua Ciani, deve seguire determinate regole analogamente a tutti gli altri strumenti di difesa. La spinta a seguire la sperimentazione ci è arrivata da Padova, una delle prime città a far partire il progetto, durante il quale gli episodi di aggressione e di violenza nei confronti dei poliziotti sono drasticamente diminuiti. Una volta ultimata la sperimentazione, spetterà alla Giunta decidere se rendere il sistema definitivo ed eventualmente stabilire anche il numero di strumenti da utilizzare sul territorio. I legali rappresentanti di 2 società di costruzione, una di Cividale e una veneta, ed un imprenditore di Susegana, sono stati rinviati a giudizio per tentata turbativa d'asta dal GUP di Udine. Al centro del processo l'ultimo tratto del collegamento viario tra Viale Tricesimo e Via Cividina. Il collegamento tra Viale Tricesimo e il cavalcaferrovia di Via Cividina a Udine sarà al centro di un processo che vede imputati legali rappresentanti di 2 società di costruzioni e un imprenditore di Susegana per l'accusa di tentata turbativa d'asta. Il GUP del Tribunale di Udine, Carlotta Silva, ha rinviato a giudizio Graziano Coletti, legale rappresentante della nuova Geomac SRL di Cividale, Antonio Cervi, legale rappresentante della Brussi Costruzioni SRL di Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, e Roberto Grigolin. Quest'ultimo è socio al 50% dell'impresa cividalese, amministratore unico della Superbetton SPA, società che possiede il 99% del capitale dell'impresa veneta. Cervi e Grigolin sono difesi dall'avvocato pordenonese Bruno Malattia, Coletti dall'avvocato trevigiano Gianluigi Florian. Le 2 imprese in questione parteciparono nel 2019 alla gara per il tratto tra Via Biella e Via Cividina, base d'asta di circa 439.000 euro, gara dalla quale furono escluse. Tuttavia, il gruppo del Comune di Udine, ente rappresentato dall'avvocato Gian Giacomo Martinuzzi, fece una segnalazione in merito alla documentazione fornita dalle imprese, poi approfondita dalla Guardia di Finanza, di cui l'accusa, sostenuta dal PM Lucia Terzariol, secondo la quale i 3 avrebbero dissimulato artificiosamente l'esistenza di un unico centro decisionale di offerte coordinate e o concordate e presentato false attestazioni nelle dichiarazioni sostitutive, con l'obiettivo di turbare la gara. Già in passato l'ANAC, commenta l'avvocato Malattia, aveva annullato in autotutela una sanzione erogata per questo episodio e il TAR del Lazio, davanti al quale fu impugnata la sanzione, aveva condannato l'ANAC a pagare le spese. Inoltre, continua il legale, tutta la giurisprudenza esclude che questa sia una condotta dolosa. La prima udienza davanti al giudice monocratico è fissata per fine giugno. Traballa l'amministrazione comunale di Gorizia dopo la mancata approvazione del bilancio. Il sindaco dice: se si ripeterà ancora darò le dimissioni per evitare il commissariamento. La giunta Ziberna va sotto in consiglio comunale e a Gorizia si apre la crisi politica. Sul tavolo c'era l'approvazione del bilancio previsionale e la maggioranza aveva bisogno di 21 voti a fronte dei 25 che originariamente all'indomani delle elezioni sostenevano il sindaco Ziberna. Ma di sì ne sono arrivati solamente 19, con in più un astenuto tra i 20 presenti. Una bocciatura in piena regola che blocca l'iter del bilancio. Ovviamente c'è amarezza, da parte mia, anche perché noi naturalmente convocheremo in gran fretta la prossima settimana una nuova seduta del Consiglio per approvare il bilancio. Amarezza perché si poteva approvarlo, naturalmente i voti c'erano,
ahimè, la minoranza insieme ad alcuni della maggioranza hanno ritenuto di far mancare il numero legale e perciò non si è potuto approvare il bilancio. Voglio essere certo che si sia trattato di un incidente di percorso, perché è fuori di dubbio che se non dovesse passare la prossima settimana il bilancio, io non attendo di essere commissariato e perciò io immediatamente mi dimetto e ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Ma sono fiducioso e sono convinto che, perciò ripeto, si è trattato di un incidente di percorso e alla fine il buonsenso sicuramente prevarrà. Ma le opposizioni invocano le dimissioni di Ziberna. Il Consiglio Comunale di Chiariscia Marco Rossi, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio, ha certificato con i numeri quello che è ormai evidente, e cioè che la maggioranza non c'è più. Ogni settimana in cui questa giunta rimane al governo della città è tempo perso per Gorizia e per i goriziani. Politicamente, chiude Rossi, il nostro consiglio a Ziberna è di andarsene a casa. Un progetto del valore di 14 milioni di euro presentato 3 anni fa da Danieli Automation e Beantech aspetta ancora il via libera del Ministero dello Sviluppo Economico. Un progetto di intelligenza artificiale da 14 milioni di euro, frutto della partnership tra 2 aziende friulane che l'hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico nel novembre 2018 e che ha già superato l'analisi del CNR, attende ancora il via libera da Roma. Il progetto in questione, battezzato Artificial Intelligence for Manufacturing, porta la firma della Danieli Automation di Butrio e della Beantech di Udine. Nato ben prima della pandemia, è comunque anticipatore delle linee di indirizzo indicate da Next Generation EU. L'innovativo sistema si basa sulla capacità predittiva che consente di adattare in tempo reale l'attività di impianti e macchinari alle più diverse variabili, dal fabbisogno energetico alla necessità di materie prime. Tutto ciò è stato illustrato al sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica Vanni Agava e all'eurodeputata Elena Lizzi, che hanno visitato le 2 realtà. Ad essere coinvolte nel progetto sono anche altre 2 aziende leader di una regione che vuole diventare la Advanced Manufacturing Valley, la Brovedani di San Vito al Tagliamento e la Lima di San Daniele. Il Friuli Venezia Giulia è tra le 73 regioni europee più innovative, ma si trova in un contesto italiano che rimane tra i peggiori del continente, ha detto in premessa Anna Mareschi Danieli, in rappresentanza del gruppo di Butrio e in qualità anche di presidente di Confindustria Udine. Beantech, azienda ICT nata dall'amicizia di 2 compagni di studi, Fabiano Benedetti e Massimiliano Anziutti, è diventata nel corso di 20 anni una realtà da 150 dipendenti, partner delle più importanti industrie del nord-est. A Butrio, ad accogliere Gava e Lizzi, sono stati il presidente di Danieli Automation, Antonello Mordeglia, affiancato dal CEO Alessandro Ardesi, mentre il vicepresidente di DGEMET, Marco Ometto, ha presentato il forno digitale Q1, che grazie ad un innovativo brevetto mondiale consente di ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica per la fusione, sia riducendo i consumi sia adattandolo alle fonti rinnovabili. Sui 14 milioni di nuovi investimenti, sostenuti per metà con fondi statali e regionali, si attende a questo punto lo sblocco. Il nostro ruolo è affiancare e supportare le aziende che vogliono investire e non complicare loro la vita, ha affermato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, che ha detto di confidare nel decreto semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri per evitare che progetti strategici come questo finiscano nel libro dei sogni. Manca invece l'approvazione della soprintendenza per il nuovo progetto sull'area ex Bertoli a Molinnuovo, a Udine. La Giunta Comunale di Udine ha stabilito la preadozione del piano regolatore per l'ambito ex Bertoli di Molinnuovo. Ormai dopo un anno di discussione dove si è cercato di fare sintesi fra tutte le componenti e le istanze ricevute, anche all'interno della maggioranza, abbiamo redatto questa variante, quindi predisponendo una scheda norma che andasse a inglobare tutte le richieste fatte. In particolare questa amministrazione che ha fatto questa grande svolta green ha sempre puntato sul fatto di avere un'area verde da 60.000 metri quadri e naturalmente finire le bonifiche anche nel sottosuolo e completare le opere di urbanizzazione. Inoltre, visto che in questo momento l'area interessata dalla tutela paesaggistica è la Roggia di Udine, dove si può naturalmente costruire però con una fascia di rispetto, in relazione anche alle norme del piano paesaggistico regionale c'è la necessità di adottare un parere da parte della sovrintendenza perché è un bene appunto vincolato dal punto di vista paesaggistico. Danieli ed Olivo firmano il progetto da 10 milioni di euro per il rilancio anche in chiave turistica del territorio di Butrio.
Parte dal taglio del nastro delle fucine caffè e bistrò all'interno della ristrutturata stazione di servizio di Buttrio, commissionata dalle officine Danieli all'architetto Marcello D'Olivo e realizzata nel 1962, il progetto da 10 milioni di euro che porterà anche alla realizzazione di un hotel 4 stelle, 2 ristoranti, una zona wellness e sport. Un'area da 85.000 metri quadrati nata dalla visione del presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti. I principi sono quelli basati sul rispetto del segno e dello stile di Marcello D'Olivo. Questo volume, questo edificio può essere considerato una sintesi della sua cifra stilistica, ma anche dell'applicazione delle tecnologie. Proprio da lì siamo partiti cercando di mettere in sicurezza, ovviamente la normativa oggi è molto complessa, mettere in sicurezza strutturale l'edificio. Abbiamo poi cercato di mantenere l'originalità della veletta, che è un elemento caratterizzante di tutta la struttura. Si parte dal bistrò, però il progetto è molto più ambizioso e mira a rilanciare questo territorio. Vogliamo dare qualche numero e raccontare che cosa succederà? Stiamo parlando di un'area di 85.000 metri quadrati. L'albergo avrà 65 camere, saranno 2 ristoranti, uno con 80 coperti, uno con 30 coperti, che sarà un'esperienza sensoriale, qualcosa di più. Ulteriori 40.000 metri quadrati sono già stati acquistati, valuteremo cosa possiamo offrire. Dal punto di vista finanziario è una spesa ingente, devo dire la verità, no? Superiore ai 10 milioni di euro, diciamo, quindi molto impegnativa. Tutto è nato da un'idea del nostro presidente, ingegner Benedetti. È chiaro che ora si vede la ristrutturazione di un'opera che è diventata quasi monumentale di Marcello D'Olivo, anche per l'importanza che ha questo architetto per il Friuli, ma io lo vedo proiettato nel futuro, quindi questo è l'esempio di ciò che verrà, questo nucleo di ristoranti, di alberghi, di area wellness, immagino, che sarà estremamente importante per lo sviluppo turistico di questa zona, che a mio parere ha delle potenzialità enormi. Aquileia al centro di un evento celebrativo nazionale nella ricorrenza dei 100 anni del Milite Ignoto. Nel centenario della tumulazione all'altare della patria della salma, simbolo di tutti i caduti di guerra italiani, un treno della memoria ripercorrerà tra il 29 ottobre e il 2 novembre prossimi un viaggio del convoglio speciale che nel 1921 portò da Aquileia a Roma le spoglie prescelte di un militare senza nome vittima della Grande Guerra. Ci sarà un importante evento di presentazione di quelle che saranno le attività per celebrare un importante anniversario, un anniversario che ha Aquileia come focus, la nostra regione come importante punto di partenza, ovvero l'anniversario del centenario della traslazione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma all'altare della patria. Ricordiamo 100 anni fa nella Basilica di Aquileia fu scelta la bara dalla madre friulana Maria Bergamas, che poi identificò tutti quei giovani che persero la vita durante il grande conflitto, e questo per noi è un appuntamento importantissimo. E fortunatamente proprio negli scorsi giorni è arrivato questo invito da parte del Ministro alla Difesa, che raggrupperà tutte le più importanti figure che devono lavorare anche in maniera abbastanza celere per preparare un appuntamento degno di eventi, di appuntamenti militari, civili, ma anche di manifestazioni che possano ricordare questa importante memoria. Qua a Aquileia ci eravamo già mossi, anche con le associazioni locali, con la sezione degli alpini che da sempre mantiene viva quella che è la nostra, questa importante memoria, che è una memoria di tutti e di tutta la nazione. Aquileia ospiterà una parte di quelle che sono le più grandi iniziative legate proprio a questo grande anniversario.
Elio Brusamento è partito il 25 aprile del 2019 per attraversare l'Italia a piedi per la ricerca sulla sclerosi tuberosa. Tra 10 giorni, dopo aver visitato quasi 1000 comuni d'Italia, tornerà a Udine. Racconteremo questa storia tra pochissimo nel nostro notiziario sportivo e poi, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito. Arrivederci.